Questa è la sera in cui Gesù anticipa la sua passione e morte, in cui si fa nostro cibo e bevanda e si consegna nelle mani dei suoi apostoli, perché la sua presenza continui di generazione in generazione. È la sera in cui il Signore ci dimostra cosa significhi amare fino a dare la vita. Accogliamo, infine, questa sera gli oli santi che il Vescovo Corrado ha benedetto nella messa crismale di questa mattina. L'olio che consacra a Dio, l'olio del combattimento contro il male, l'olio che guarisce e salva i malati. Iniziamo la celebrazione con il canto Il Buon Pastore, al numero 67 del libretto.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Iniziamo questa celebrazione in cui ricordiamo l'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli e il dono dell'Eucaristia. Iniziamola mettendoci davanti al Signore con riconoscenza, con grande fiducia e confidenza, e mettendo davanti a Lui anche le nostre povertà e debolezze e miserie, cioè i nostri piccoli o grandi peccati, certi che il Signore perdona sempre a chi ha il cuore pentito. Chiediamogli il suo perdono e la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe.
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima di iniziare la liturgia della parola, gli oli santi sono ora portati presso il luogo della loro custodia. Ci disponiamo ad ascoltare e accogliere ancora una volta la Scrittura, in cui il Signore ci promette ciò che nell'Eucarestia ci dona. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore.
In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato tutte le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, dono di salvezza. Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era accinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Cos'è l'Eucaristia? Cos'è questo grande dono che ricordiamo questa sera? La definizione che più mi è rimasta in mente e impressa, che mi pare la più bella, non è facile comprenderla, però è questa: l'Eucaristia è la Pasqua del Signore Gesù, che passa nella celebrazione sacramentale, per passare poi nella nostra vita e renderla una vita conforme a quella di Gesù.
Abbiamo sentito qual è il comandamento che Gesù ci ha dato. Vi do un comandamento nuovo. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. È il cuore di tutto il Vangelo. Gesù ci comunica l'amore di Dio fino al dono della sua vita. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. Bene, questa è la misura dell'amore. Amatevi tra voi come io vi ho amato. Ma chi può amare così, con le proprie forze, con le proprie sole risorse? Ecco che Gesù ci fa questo dono, un dono straordinario. Il suo amore, che si è realizzato in modo tutto particolare nel dono della sua vita, nel giorno della sua morte, nella sua Pasqua, ha fatto in modo che non resti solo un ricordo, ma misteriosamente, ma realmente passi nella celebrazione dell'Eucaristia, nel sacramento. E perché? Perché noi, partecipandovi, possiamo far sì che questa Pasqua del Signore e questo suo amore passi nella nostra vita e la renda una vita capace di amare come ha amato Gesù, come ci ha dato l'esempio che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Lavarsi i piedi gli uni gli altri, volersi bene, servirsi, fare il bene dell'altro, sacrificarsi per l'altro, come fa una buona mamma per i propri bambini, se ci pensiamo, come fa un amico sincero per un altro amico. Questo è l'indicazione che Gesù ci dà e ci dà anche il modo di realizzarlo. La parola Pasqua, ecco perché mi ha colpito questo modo di presentare l'Eucaristia, la parola Pasqua vuol dire passaggio. Passaggio. Quindi la Pasqua di Gesù, la sua passione, morte e risurrezione, non è un avvenimento che resta lontano nel passato e rievocato così in modo nostalgico. No, è un evento che continua a passare, è un evento di movimento, è un evento di relazione. Passa nel sacramento, nella celebrazione sacramentale e passa poi nella nostra vita. Certo, intendere così l'Eucaristia diventa una cosa molto, molto viva. Non vado più a scaldare il banco della chiesa per fare il piacere a qualcuno. No, vado a vivere un evento di relazione. Gesù, cari bambini, anche per voi, Gesù mi chiama perché vuole che il suo amore passi nella mia vita in modo che anch'io lo comunichi agli altri. Altrimenti come riusciremo a voler davvero bene agli altri? Come riusciremo ad amare gli altri come ci ha amato Gesù? Solo grazie al dono di Gesù, che fa sì che il suo amore passi nella celebrazione sacramentale e passi poi nella nostra vita per renderci capaci di essere buoni, di essere servizievoli, di essere generosi, di essere capaci di voler bene come Lui. È un grande dono quello che Gesù ci ha fatto e che noi ricordiamo questa sera. Noi diciamo sempre, ecco, Gesù non si è limitato a lasciarci un insegnamento, è già tanto l'insegnamento che Gesù ci ha lasciato, è una cosa grandissima il suo insegnamento, la sua parola, ma non gli è sembrato una cosa sufficiente, ha voluto lasciarci se stesso, in quel pane, in quel vino che noi mangiamo e che voi, cari bambini, vi preparate a mangiare quando farete la prima comunione, c'è Gesù. Gesù che ama il corpo di Cristo e noi diremo sì, amen, ci credo. Vieni in me Gesù, aiutami ad amare come hai amato tu. Ecco il grande dono dell'Eucaristia. Gesù ci dona non solo il suo insegnamento, ci dona se stesso, perché possiamo
somigliare a Lui sempre di più, perché possiamo anche noi amare come Egli ha amato. Grazie Gesù del tuo amore che ha inventato questo dono della Eucaristia, della Santa Comunione. Grazie del dono che ci hai fatto di te stesso, una volta per sempre, nella tua passione e morte, e che continui ad offrirci continuamente nella celebrazione dell'Eucaristia e nella comunione che noi facciamo. Donaci di parteciparvi sempre più con amore riconoscente, con gratitudine, con responsabilità, imparando anche noi a fare quello che tu stesso hai fatto, donarci anche noi gratuitamente, con generosità e spirito di servizio ai fratelli, come ce l'hai insegnato lavando i piedi ai tuoi discepoli. La liturgia ci invita ora a rivivere il gesto della lavanda dei piedi, compiuto da Gesù con i suoi discepoli. Gesù si accosta a noi, si china davanti a noi, lava i nostri piedi. L'amore è l'essenza stessa di Dio, il comandamento della carità reciproca, il testamento di Gesù. Viviamolo in memoria di Lui.
Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo ora il cuore ad accoglierne la sovrabbondante grazia. Diciamo insieme: apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il Vescovo, i presbiteri e i diaconi della nostra Chiesa, vivalo il loro mistero come servizio e dedizione senza limiti. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio e della carità. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore, umili e pentiti accolisi, Signore, che si compie grazie a te.
diffondiamo sulla terra, dove carità e amore, qui c'è Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni
e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode ed innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie e con la preghiera di benedizione spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della Beata Passione,
della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo per Cristo nostro Signore. Si formerà tra poco la processione per la traslazione del Santissimo Sacramento presso la cripta, dove potremo sostare in preghiera questa sera e fino alla liturgia della Passione del Signore domani pomeriggio. Per la processione precederà la croce e i ministri, i sacerdoti, il Vescovo con il Sacramento, con il Santissimo Sacramento e il resto dell'Assemblea. Prepariamo il canto Genti tutte, al numero 273, che accompagnerà questo momento di preghiera e di contemplazione.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ricordo che ora seguirà un momento di adorazione eucaristica promosso dal movimento francescano.